La Biblioteca Comunale La Rocca di Agrigento ha ospitato stamane il primo dei due corsi di lettura ad alta voce rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, agli operatori di biblioteca, agli educatori e ai genitori. L'iniziativa, che riguarda dei corsi di lettura, si inquadra nell'ambito del progetto in rete nazionale Nati per Leggere, promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, dal Centro Salute del Bambino e dall'Associazione Pediatri. È un percorso che stiamo per attivare. Abbiamo iniziato l'8 di maggio con una giornata di presentazione di questo progetto Nati per Leggere, che è stato approvato dal distretto sociosanitario di Uno e quindi sarà esteso agli 11 comuni che fanno parte del distretto. E quindi dopo quella giornata di presentazione siamo partiti con i corsi di formazione per i lettori. Quindi è un corso di lettura ad alta voce rivolto non solo agli insegnanti, ma anche agli educatori del nido, ai genitori, agli operatori di biblioteca e a quanti nonni, mamme, quanti vogliano diventare lettori volontari. Questo perché si porteranno le letture in giro per la città, ovunque ci siano bambini. Saranno creati sul territorio comunale, noi partiamo con Agrigento, ma questa stessa operazione verrà estesa agli altri 11 comuni. Verranno creati dei punti di lettura che saranno attivati nelle scuole dell'infanzia, negli ambulatori dei pediatri, al servizio vaccinazioni, anche al reparto di pediatria dell'ospedale, negli oratori, quindi davvero ovunque ci siano bambini. In cattedra il docente, attore e cantastorie Alfonso Cuccurullo. Fondamentalmente è importante perché il bambino possa vivere uno stato relazionale con l'adulto dal punto di vista emotivo molto profondo, che è legato anche alla capacità di dare conferma alle forme di questa società. Quindi diciamo che leggere fa sì che in qualche modo si venga a confermare quello che già riscontrano nella realtà. Quindi la lettura è una conferma, un rafforzamento di questo, ma soprattutto in questa fascia d'età precoce viene così considerata, perché si parla di bambini che non sanno leggere, perché non sanno ancora leggere tecnicamente, ma in realtà leggono le immagini, leggono le emozioni dell'adulto che racconta per loro. Quindi fondamentalmente è proprio un rapporto di relazione affettiva. Relazione che si estende anche tra il bambino e l'insegnante, il bambino e il genitore o la famiglia. Questo sarebbe l'obiettivo, dico sarebbe perché diciamo che il progetto si fonda sostanzialmente su una rete. E la rete fa sì che il bambino possa ricevere stimoli a scuola, a casa, dal pediatra, in biblioteca, in tutti quei luoghi dove è destinato uno spazio adatto alla socialità tra bambini e adulti.